La giornata di oggi è una giornata all'insegna della convivialità, all'insegna dell'incontro con le istituzioni, per far vedere ai nostri ragazzi come insieme si cresce, come insieme si va avanti. Abbiamo colto l'occasione della festa d'autunno che ogni anno tradizionalmente allestiamo e organizziamo nella nostra scuola, perché è legata al ciclo della terra, è legata proprio alla tipologia dei nostri indirizzi di studio, al tecnico agrario e alberghiero. E quindi, cogliendo questa occasione, abbiamo pensato di organizzare un pomeriggio di eventi, un pomeriggio in cui i nostri ragazzi si raccontano attraverso ciò che fanno nei laboratori con i loro docenti, attraverso le aziende che hanno trovato degli spazi e hanno allestito degli stand espositivi che sono in tema con l'autunno e con la nostra scuola. E abbiamo anche al nostro interno invitato l'Istituto Nazionale di Astrofisica, che ci permette di osservare il cielo, osservare le stelle, osservare la Luna che ben si sposa con i cicli della Terra, quindi tutto in tema. In un dialogo, in una relazione davvero essenziale, perché nel territorio noi troviamo e affondiamo le nostre radici. E come dicevo ai miei ragazzi, noi siamo una foresta che sta crescendo insieme, e cresciamo e andiamo oltre, andiamo avanti. Del resto anche i testimoni, gli ospiti che abbiamo avuto al nostro tavolo hanno rappresentato bene le realtà di ex studenti che hanno avuto, grazie a questo percorso formativo, la strada spianata per poter essere i professionisti di oggi. Quindi auguriamo ai nostri ragazzi di poter essere anch'essi protagonisti del loro domani.